Dal Corriere del Veneto del 6 novembre 2012. Un impresario edile di Maserà è stato picchiato e minacciato. Dopo di lui la stessa sorte è toccata al figlio. Mandante del pestaggio è Mario Crisci, detto o dottore, titolare dell'Aspide, una società di recupero crediti in realtà interamente votata all'usura. Ho avuto 12.000 euro, ne dovevo restituire 15, ha detto in aula l'imprenditore, rispondendo alle domande del PM della direzione distrettuale di Venezia, Roberto Terzo. Per averli hanno fatto di tutto, botte e minacce. Mi hanno detto, se parli con la giustizia, pensiamo noi a te. Ho avuto paura. Una ventina di giorni dopo l'accaduto, scatta il secondo pestaggio. Vittima l'imprenditore e il figlio. L'Aspide, solo all'apparenza una società di recupero crediti, in realtà è un'impresa del crimine specializzata nei prestiti ad usura, legata ad esponenti del clan dei Casalesi, con sede prima a Mestrino, poi a Padova, in via Lisbona. Giudicati 5 tra i 27 imputati, oltre a Crisci, l'ex imprenditore Johnny Giuratti, Elisa Lunghi, Alberto Parisi e Marzio Casarotto, accusati a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso a scopo di usura.